Buongiorno, buongiorno. La polizia di Padova ha individuato e smantellato un covo di ladri a Mogliano Veneto, responsabile di furti in tante province, in quasi tutte le province del Veneto, soprattutto a Padova. Vediamo subito il servizio. La squadra mobile di Padova ha sgominato una banda di 4 albanesi specializzata in furti in abitazioni, fermata con un blitz a Mogliano Veneto nel Trevigiano. 4 le persone denunciate, di cui 2 arrestate. Le indagini sono partite da 2 furti a Padova il 9 e 20 gennaio, bottino, numerosi monili d'oro e altri preziosi. A mettere gli investigatori sulle tracce della banda una pettorina arancione di quelle usate nei cantieri edili e indossata da uno dei ladri in entrambi gli episodi. Successivamente è stata individuata anche l'auto usata in uno dei colpi, le cui tracce hanno portato a scoprire il covo dei malviventi in una casa affittata da alcuni mesi a Mogliano Veneto. Scattati gli appostamenti e i pedinamenti, gli uomini della questura hanno identificato tutti i componenti della banda, fermati con un blitz all'alba. È stata recuperata refurtiva proprio dei furti commessi in abitazione qui a Padova e della particolare efficacia ed efficienza delinquenziale di questa cellula, addirittura una smerigliatrice che viene utilizzata per forzare le cassaforti, arnesi atti allo scasso, quindi a riprova di un gruppo professionale. Uno dei malviventi, 45enne, ha esibito un documento falso che fino a quel momento gli era servito per sfuggire agli arresti domiciliari, cui era sottoposto da agosto 2024, tagliando anche il braccialetto elettronico adottato dal Tribunale di Treviso per altri furti nella Marca, ed è finito così in carcere. Un complice, 43enne, che al momento del blitz indossava il gilet arancione, aveva già numerosi precedenti per furti in abitazione in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Un terzo albanese di 35 anni, anch'egli già noto per furti in case, era l'intestatario dell'appartamento ed era in possesso delle chiavi di un'auto a noleggio parcheggiata davanti all'abitazione, nella quale sono stati trovati gioielli in oro, alcuni orologi rubati, oltre a uno smerigliatore elettrico, guanti e altri attrezzi. L'ultimo della banda, un 35enne, è stato arrestato per un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Venezia per droga. La squadra mobile sta ora rivisitando investigativamente tutti i furti che sono avvenuti in quel periodo per vedere una eventuale riconducibilità a questa banda. Il dato che emerge, si tratta anche a dicembre sequestrammo parecchi, ripeto, monili in oro, denaro contante, circa 50 furti accertati e poi prevalentemente questa refurtiva prende la via dell'est Europa per quanto concerne poi i canali di ricettazione e di riciclaggio. Quest'ora di Padova, Marco Dorisio. Restiamo a Padova perché oggi è il primo giorno della zona rossa con controlli molto serrati, la soddisfazione dei residenti e dei commercianti. Andiamo subito da Federico Fusetti ed Andrea Benetti per la parte tecnica. A te Federico. Grazie direttore, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Hai detto bene, è il primo giorno di zona rossa, quindi insomma riflettori puntati sulla stazione di Padova. Siamo qui davanti appunto alla stazione nel piazzale e in effetti vediamo parecchie forze dell'ordine che stanno controllando, a parte la polizia qui alle nostre spalle che vi sta mostrando Andrea Benetti, c'è la polizia locale a pochi metri di distanza, poi in altre zone qui intorno carabinieri, Guardia di Finanza, insomma si vede sicuramente un certo cambiamento. Qualche cifra, perché sono 36.000 le persone che ogni giorno attraversano questa zona, la zona della stazione, e circa 5.000 i residenti nell'area definita zona rossa. Io sono con Antonio Pistrito, buongiorno, che è il presidente dei commercianti del centro per quello che riguarda l'Ascom. Abbiamo sentito qualche studente, qualche cittadino, poi vi faremo sentire le loro voci, ma ovviamente anche voi siete protagonisti insomma in città e quindi è molto importante sentire anche quello che pensate voi di questa iniziativa. Assolutamente sì, e pensiamo che qualsiasi misura di prevenzione che viene presa a tutela dei cittadini è accolta in maniera positiva. Di conseguenza condividiamo il pensiero del prefetto ad avere una stazione sicura, in quanto un biglietto da visita per una città che sta crescendo dal punto di vista soprattutto turistico. Questo non debba suonare come campanello d'allarme, ma bensì deve dare un'immagine che Padova è una città sicura.
E queste sono un po' le voci anche raccolte tra chi passava di qui. Abbiamo pensato un po' di sentire anche quello che ne pensano i padovani o chi, come dicevo prima, frequenta la stazione. Allora insieme un po' andiamo a risentire le voci che abbiamo raccolto. Studenti, pendolari, commercianti, tassisti, ma anche padovani che saltuariamente frequentano la zona. La stazione di Padova e le strade adiacenti sono al centro dell'attenzione con l'avvio della zona rossa, che fino al 9 aprile vedrà maggiori controlli delle forze dell'ordine che potranno allontanare i soggetti già noti e in atteggiamento minaccioso o molesto. Non tutti sanno esattamente di cosa si parli, ma la maggior parte di chi abbiamo sentito è favorevole a questa sorta di esperimento. Sarà zona rossa, secondo lei, se cambierà qualcosa? La zona rossa? Sì, nel senso che i controlli saranno maggiori. I controlli saranno maggiori. Purtroppo nel rapporto fra libertà e sicurezza certe volte prevale la sicurezza sulla libertà. C'è un controllo della mobilità che non sempre dà grandi risultati. Però bisogna introdurre queste misure, visto le emergenze di oggi, l'emergenza di oggi. Sono felicissima. Nel senso che secondo lei migliorerà la situazione? Sicuramente, sicuramente. Il controllo non fa male perché ce n'è un po' di bisogno, speriamo che dia dei risultati. Cambierà qualcosa in meglio? Zona rossa non sapevo niente, a dire il vero, però... Ci saranno più controlli, specie per le persone già note alle forze dell'ordine? È una buona cosa secondo me, è giusto che sia così. Controlli e le persone che si comportano male, insomma, vanno... Potrebbe migliorare la situazione? Non so se migliorerà molto, ma sicuramente darà un po' di sicurezza alla popolazione. La speranza dei cittadini, in particolare dei residenti o di chi in questa zona lavora, è che migliori la sicurezza e la vivibilità della stazione di Padova, migliorando in questa porta di accesso alla città anche il biglietto da visita per i turisti. Ecco, andando un po' anche nel tecnico, quello che faranno le forze dell'ordine per 60 giorni a partire da oggi è che se individueranno delle persone che hanno già dei precedenti, sono già note alle forze dell'ordine e che hanno dei comportamenti molesti o aggressivi, possono allontanarli, cioè li possono, consegneranno loro un cosiddetto ODA, cioè ordine di allontanamento. Per 48 ore queste persone non potranno più rientrare nella zona della stazione. Questo ci ha spiegato il questore questa mattina, poi sentiremo nei nostri telegiornali anche la sua voce. Antonio Pistrito, quindi va detto, però va premesso, diciamo, che secondo voi non siamo comunque in una situazione di emergenza? Assolutissimamente no, la situazione non è cambiata rispetto a prima e soprattutto confidiamo comunque in un buon lavoro da parte delle forze dell'ordine, da parte dell'amministrazione, per non far peggiorare la situazione. I suoi colleghi cosa dicono? Gli altri commercianti del centro come la pensano? Magari lei li ha sentiti? Sicuramente i nostri colleghi non sono preoccupati, però osservano in maniera attenta lo svolgersi della situazione. Grazie ad Antonio Pistrito, presidente dei commercianti del centro per l'Ascom. Noi vi lasciamo, io e Andrea Benetti, intanto continuiamo comunque a vedere come sta andando ed è dalle 7 di questa mattina che i controlli sono aumentati. Da segnalare anche che i controlli saranno anche notturni, quindi diciamo questo intensificarsi del controllo da parte delle forze dell'ordine continuerà anche durante le notti, perché parliamo di un provvedimento che dura per 60 giorni. Dicevo, vi lasciamo alle parole di alcuni esponenti politici padovani, perché insomma questa è stata una decisione che ha diviso parecchio la politica cittadina. E poi la linea torna a te, direttore. Sulla zona rossa di Padova la politica si divide. Il centrodestra plaude all'iniziativa del Ministero e di conseguenza alla sua applicazione sul territorio da parte di prefettura e questura. Il centrosinistra precisa che non ci saranno cambiamenti sostanziali, in quanto il provvedimento di DASPO urbano della polizia locale esiste già nella zona della stazione. Il centrosinistra teme che Padova sia percepita come una città in emergenza. Come se fossimo una città di conflitto. Forse questo è l'obiettivo. Come poi saranno gestite queste zone rosse, questa zona rossa che auspichiamo rimanga come unica e smantellata al più presto. Le persone poi da lì come verranno attenzionate, verranno spostate? Questo comporta paradossalmente a dover immaginare altre zone rosse da una zona all'altra. È proprio il messaggio che si vuole dare, siamo profondamente contrarie.
Secondo il sottosegretario della Giustizia, il leghista Andrea Ostellari, invece, l'istituzione di una zona rossa dove rafforzare le misure di prevenzione per aumentare la sicurezza è un'ottima notizia. La voce dei cittadini e di chi, come la Lega, aveva chiesto più controlli e più repressione è stata ascoltata. Ora le forze dell'ordine avranno più strumenti per contrastare gli episodi di violenza e illegalità. Vorrei che non accadesse, come già spesso è avvenuto in questa città, di vedere sceneggiate o teatrini di qualche diciamo così parte politica che diranno che adesso si militarizza la città. Ecco, non è questo. Queste aree sono diventate zone franche per tutti gli atti criminosi e delinquenziali che abbiamo denunciato. Per il Partito Democratico, infine, la sicurezza in una città non si misura solo in termini di ordine pubblico, ma soprattutto pensando alle competenze del comune attraverso il benessere sociale, la rigenerazione urbana, la partecipazione della comunità e l'inclusione di tutte le fasce della popolazione. Con interventi sociali, afferma il PD, sono già state sottratte al degrado molte zone pregiate della città. E non condividiamo i toni di questo governo che tendono a creare, ad alzare una tensione sociale che non porta a nessun risultato. A Padova dal 2017 con il nostro sindaco Sergio Giordani portiamo avanti delle politiche cittadine che vedono una sicurezza agire su diversi fronti, investendo nei quartieri, nella socialità e in tante misure. E grazie quindi a Federico Fusetti, Andrea Benetti da Padova, oggi in regia Mattia Pizzaia e Italo Morao. Adesso andiamo a Mestre perché ci sono due gravi fatti di cronaca a Mestre e a Venezia, ci dice tutto in diretta Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Come ha anticipato, due episodi distinti, uno a Venezia, uno a Mestre. Partiamo subito col dire che cosa è accaduto a Venezia. Ieri sera intorno alle 21 c'è stata una violenta lite tra il titolare di origine bengalese di un chiosco nella zona di Piazzale Roma e il suo cliente italiano. Una lite sembrerebbe per futili motivi che però è sfociata con un accoltellamento da parte proprio della titolare del chiosco nei confronti del suo cliente. Il titolare poi è stato immediatamente arrestato, in giornata sarà processato per direttissima, invece il cliente è stato portato all'ospedale civile di Venezia con una ferita al braccio, una ferita piuttosto profonda ma comunque non è in pericolo di vita. Ci spostiamo invece ora a Mestre e ci troviamo nell'ormai famosissima via Piave per parlare di un furto che i titolari di origine cinese di questo negozio dove mi trovo all'interno in questo momento hanno subito proprio ieri pomeriggio. Non stiamo parlando di un negozio qualsiasi, ma dello stesso negozio che circa 20 giorni fa aveva subito un'altra rapina, sempre a danno dei titolari, marito e moglie, tra l'altro davanti alla loro neonata di 7 mesi che tengono con loro in negozio. Ebbene, a distanza di 20 giorni da quella rapina hanno subito un altro furto, questa volta meno cruento del precedente, ma comunque il secondo appunto in meno di un mese. Qui con noi abbiamo la titolare. Buongiorno, scusi, purtroppo ecco, dobbiamo avere pazienza perché stanno appunto lavorando. Ecco, ci può raccontare che cosa è successo ieri? Voi l'avete visto anche dalle telecamere, la protagonista di questo fatto, insomma, una donna ha rubato. Sì, una donna ha rubato perché lei non è la prima volta venuta qua. Ieri ho visto sulla telecamera lei rubare tanti roba televisivi, anche le parti intime, 18 paio calzini. Quindi io chiamare mio marito, uscire fuori, fumare, aspettare lei quando è uscito e ferma lì. Suo marito era qui fuori perché allora specifichiamo che lei visiona qui dalle telecamere, da questo tablet, lei riesce a visionare le varie angolature riprese dalle telecamere interne al negozio e hanno visto che proprio questa donna aveva rubato, si era riempita la borsa di prodotti, di shampoo e anche appunto di calzini, come ci ha appena detto, davvero 18 paia, quindi l'aveva riempita per bene. Poi quando è stata scoperta, che è stata uscita, fermata da suo marito che era qui fuori, l'ha anche minacciato. In che modo? Cosa ha usato per minacciarlo?
Io chiamare portare qua dentro, se vuoi devi pagare, se no... ma lei non vuole anche urla, anche prendere una siringa, ma io ho paura, anche mio marito paura. Mio marito subito ferma quello braccio con siringa. E poi una signora aiutare noi chiamare polizia. Questa volta polizia subito venire qua, quasi 5 minuti, subito venire e poi sì. Ecco, voi siete anche impauriti adesso perché è la seconda volta che vi capita in poco tempo. Sì, ma tutti i negozi, ogni giorno si è successo questi gente si allupare, ma tanti ladri, ogni giorno. Servirebbero più controlli? Sì, ma solo noi quando trovare ladri ferma qua, ma tanti negozi solo quando trovare ladri e poi prendere roba e poi subito chiama loro andare via, perché loro non vuole chiamare polizia, loro sa quando polizia venire anche lo stesso e subito chiamare ladri andare via. Non c'entra niente, la prossima volta ancora venire al negozio a rubare. Ecco, avete sentito, grazie, una situazione che, vabbè, ormai anche lo sappiamo, anche è all'ordine del giorno, in particolare secondo questo racconto addirittura così frequente da capitare 2 volte nello stesso mese. Avete sentito questa volta la ladra che ha minacciato il titolare con una siringa è stata immediatamente presa, però ovviamente, come potete immaginare anche voi stessi, la paura nel gestire un negozio cresce ed è sempre di più. Io ringrazio la titolare del negozio, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Davvero incredibile, guardate in che condizioni tocca lavorare, quindi solidarietà a questi negozianti. Vediamo i truffatori che sono sempre in azione, arresti domiciliari e braccialetto elettronico a un 47enne accusato di circonvenzione di incapace. Lo scorso settembre venne arrestato dalle Fiamme Gialle nell'ambito dell'operazione denominata Couscous. L'uomo di nazionalità marocchina è ora nella sua abitazione a Ponte nelle Alpi, appunto agli arresti domiciliari. Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per l'uomo sospettato di avere commesso in 4 diverse occasioni il reato di circonvenzione di incapace dopo essersi avvicinato con artifizi a 4 anziani fragili, 3 della provincia di Pordenone e un bellunese che per la loro età, problemi psicologici, condizioni di salute precarie e solitudine sarebbero state indotte a consegnargli cospicue somme di denaro e gioielli. Ricorsi e appelli della difesa di un 47enne di nazionalità marocchina residente a Ponte nelle Alpi non sono serviti a tenerlo in libertà condizionata dall'obbligo di firma. La Cassazione ha dato ragione al Tribunale del Riesame di Trieste, che aveva ritenuto di riformulare la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato e in mancanza tutt'oggi del risarcimento alle vittime quantificato in oltre 360.000 euro. Il 47enne svolgeva l'attività di commercio ambulante di abbigliamento e secondo le indagini della Guardia di Finanza per un legame amicale con un'anziana affetta da gravi disturbi psichici sin dal 1995 sarebbe riuscito a farsi consegnare l'intero patrimonio, circa 130.000 euro, oltre a diversi gioielli. In un altro caso, fingendosi imprenditore edile, avrebbe proposto lavori di ristrutturazione della casa ad un altro anziano, accompagnandolo di persona in posta per prelievi di contante per lavori mai eseguiti e addirittura minacciandolo di intraprendere azioni legali qualora l'accaduto fosse stato denunciato. Nel corso della perquisizione domiciliare i finanzieri avevano trovato altro denaro, 9.400 euro, e gioielli incompatibili con quelli in suo possesso. Nella vicenda risulta indagata anche la coniuge dell'ambulante, una 34enne, anch'essa di nazionalità marocchina, che avrebbe offerto la sua complicità al marito, incoraggiandolo a intestarsi la casa di proprietà di una delle vittime. Servizio di Tiziana Bolognani, ed è veramente non c'è limite alla cattiveria di questi truffatori che infieriscono su persone anziane e ingenue. Vittima una signora di più di 80 anni che è stata convinta a versare
dei soldi ai truffatori attraverso la voce della figlia imitata con l'intelligenza artificiale. Sentiamo. Mi sono sentita umiliata, adesso, ieri volevo sprofondare sottoterra per non, come si dice, per la vergogna di aver subito questo affronto in casa mia, perché io con le mie mani ho dato i soldi, ho dato l'oro, tutto quello che mi chiedevano, non potevo far altro. La chiamata all'ora di pranzo, dall'altra parte del telefono un uomo che si fingeva un maresciallo. Il genero aveva investito un bambino di 5 anni che si trovava ricoverato in codice rosso. Per evitare l'arresto del genero la signora avrebbe dovuto pagare un riscatto. Luciana Gaiotto, 84 anni, è stata truffata così. In sottofondo una voce in lacrime che chiedeva aiuto. Era mia figlia, la voce sua, mamma, Mauro ha fatto un incidente, che era suo marito. E ora puoi immaginarsi io come mi sono sentita. Mentre il finto maresciallo intimava la signora di appuntare codici senza senso per tenerla al telefono, un finto avvocato si è presentato in casa sua per la riscossione del denaro, 30.000 euro in contanti e diversi monili in oro. Io ce li avevo perché mio marito è morto da un anno. Mi chiedeva: Luciana, hai dei soldi per me? E io le davo 50 euro e lui li metteva tutti via, li ho trovati dopo che era morto. E io mi sono trovata in casa con 30.000 euro nascosti. L'avvocato l'ho aperto io, è entrato, li ha presi e scappato. Il truffatore, un 55enne italiano originario di Napoli con residenza a Palermo e domiciliato a Mira, che nel giro di un paio d'ore ha truffato con lo stesso metodo un'anziana di Zero Branco a cui sono stati sottratti diversi monili in oro e 200 euro in contanti, tutti recuperati. Il colpevole è stato trovato in possesso della rifurtiva a seguito di una perquisizione delegata dalla procura. La percezione che abbiamo è sicuramente che ci sia un'organizzazione dietro e che quindi sia una cosa strutturata e non lasciata al caso. Il sospetto di essere vittima di una truffa, mentre dall'altra parte del telefono il malintenzionato la prostrava psicologicamente. Lei pensava di aver ascoltato la mia voce, quindi questo per me ha avuto un effetto di grande inquietudine. La mamma è una persona anziana ma molto sveglia e brillante e ne abbiamo sempre parlato di questi problemi, di queste cose, di quanto accadono, di com'è facile cadere. Invitiamo le persone anziane a diffidare sempre da questo tipo di telefonate, contattando nell'immediato le vere forze dell'ordine affinché ci permettano così di effettuare i primi accertamenti del caso. Io devo dire a tutte le persone di denunciare, anche se c'è vergogna, per quello che ci è successo, perché ti senti non più valida. Davvero, fate attenzione, con l'intelligenza artificiale si può addirittura costruire un video dove c'è l'immagine di un vostro parente che vi parla, sembra realtà e invece è vera e propria finzione. Vediamo invece ancora l'incubo spaccate a Mestre, in questo caso un furto in un negozio dove, non trovando i soldi in cassa, i ladri si sono portati via integratori erotici. Sentiamo. Una spaccata erotica, così l'ha definita il titolare, il signor Adriano Ghedin, che ci mostra la foto di come ha trovato la sua vetrina aprendo l'attività giusto ieri. Ieri mattina. Niente, erotica perché? Perché praticamente sono entrati, hanno spaccato ed è entrata questa persona e il negozio era rimasto più o meno senza toccare niente, anche la cassa non c'erano soldi, perciò non hanno preso. Però nella vetrina qui a fianco, dove sono i prodotti rinvigorenti, Forsex, sono prodotti che aiutano la libidine della persona e che loro ne fanno uso, e qui mancavano una decina di prodotti, anche di più. L'assalto, denunciato ai carabinieri al momento ad opera di sconosciuti a Mestre, al negozio Primo Benessere MAD di piazzale Leonardo da Vinci. Scarso il bottino, sebbene carico di prodotti erboristici rinvigorenti, per il cui furto e i danni sono tuttavia ingenti e riferiti al cambio del vetro della porta d'ingresso con annessa serratura. Questa volta che è la porta, con 1.000 euro di spesa te risolvi. Quando si tratta di una vetrina o altre cose, le spese vanno 7-8 volte di più perché appunto costa il lavoro e tutto. Si tratta del 10° colpo in nemmeno 10 anni.
denuncia il titolare sgomento. C'è stato un mese, 2 anni fa, che ne ha avuto 4 spaccate di seguito, e spaccate molto alte, perché con dei bidoni da spazzatura appoggiati alle vetrine che si portavano da dove c'è il punto di spazzatura, salivano e coi piedi o qualcosa spaccavano le finestrine alte e entravano. Nella stessa nottata l'assalto tentato anche al centro massaggi thailandese Siam Thai, che si trova letteralmente accanto al negozio svaligiato. I ladri, racconta Tania, la titolare, hanno scardinato la porta con uno più piedi di porco, come si evidenzia dalle tracce nere della sverniciatura forzata lasciata sulla porta stessa, dice. È la prima volta o hanno tentato altre volte? 2 volte dirò in tale questo. Ad impedire stavolta l'accesso ai ladri il vetro antisfondamento del centro massaggi, che ha resistito ai continui colpi inferti. Per l'aumento dei furti anche nelle abitazioni, convocato il tavolo dell'ordine e sicurezza, a Treviso sono stati chiesti rinforzi, arriveranno altri carabinieri per le stazioni locali e si incrementano i dispositivi Targa System. 3 unità in più per la zona, per il comando di Vittorio Veneto, 2 sono già arrivati, però appunto se ne aggiungeranno altre 3 e questo ci gratifica, ci fa molto piacere, e questo sicuramente sarà di aiuto per tutta quella che è la prevenzione della criminalità. È con questa rassicurazione non solo numerica che la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, esce dalla prefettura, dove il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presenti i vertici delle forze dell'ordine, si è focalizzato sulla recrudescenza dei furti dell'ultimo periodo, soprattutto quelli in abitazione, per cui si registra una crescita pur a fronte di un minore incremento degli altri reati. Vale per la Marca così come per Vittorio Veneto. Il trend è in aumento come in tutta Italia. Ecco, detto questo, è emersa anche la questione del system alert delle targhe, e dove ci sono maggiori sistemi di lettura targhe a livello appunto della polizia locale e delle forze dell'ordine, c'è una minore incidenza per quanto riguarda i furti nelle abitazioni. Sistema Targa System che sembra quindi funzionare nel Vittoriese così come a San Biagio di Callalta, altro comune su cui si è posta in mattinata l'attenzione dopo i raid alla Dreschi di metà gennaio, sorvegliata speciale la Postumia. Con una regionale che è una strada di passaggio molto importante e che nel corso di questi mesi ha visto passare delle macchine sospette che poi si sono rivelate effettivamente con a bordo dei malviventi, quindi i Targa System ancora una volta efficaci, ma ancora una volta il nostro territorio come territorio di passaggio. Per questo, rassicura Pillona, si investirà in nuovi dispositivi. Non solo, anche a San Biagio si aggiorna rapidamente il numero di militari in forza alla stazione locale, che serve pure i comuni di Zenzon e Monastier. Ci hanno garantito che a San Biagio di Callalta arriverà un ulteriore carabiniere rispetto a quello al vice brigatiere che è già arrivato, e quindi questo sicuramente ci conforta. Questi 2 uomini in più permetteranno di avere una pattuglia, quindi un maggior controllo del territorio anche e soprattutto nelle ore serali. Sembra confermato il numero trapelato di recente di 57 nuovi carabinieri per le stazioni della Marca. Le assegnazioni di fatto sono già iniziate. Andiamo a Vicenza, dove Campomarzio è ancora teatro di degrado e di violenza. Nell'arco di poco più di un giorno 3 episodi che hanno coinvolto balordi che stazionano in zona minacciando la sicurezza dei cittadini, una situazione grave che si sta accentuando. Sentiamo. A sirene spiegate è arrivata in Campomarzio la pattuglia della polizia locale chiamata in tarda mattinata dai cittadini. Una scena che qui si ripete sempre più frequentemente. La discussione per un piccolo tamponamento stava degenerando. Coinvolto un soggetto conosciuto dalle forze dell'ordine che staziona abitualmente nella zona dello spaccio di via Gorizia. Ho visto dopo. Quella macchina lì ha fatto retromarcia e lui aveva la bicicletta, l'ha messa secondo me lì, secondo quello che dicono qua. Sì. E allora è nata una discussione con i cinesi. E allora ha chiamato i vigili e lui ha gridato. Sempre come litigato. Ah, sì? Anche io ho paura, io sono donna, non c'è uomo. Ci vorrebbe un daspo per certi personaggi, se no non è più tranquillo. Chiedono soldi per tutto, se non li dai
insomma sono pericolosi. Solo poche ore fa, infatti, in questa zona una ragazza è finita in ospedale con un grave trauma cranico proprio per non aver elargito l'elemosina a un senza tetto. Verso mezzanotte la giovane era uscita dalla stazione ferroviaria, ma è stata spinta violentemente a terra dall'uomo furioso per non aver riscosso il denaro che le aveva chiesto. Nelle stesse ore, poco più in là, veniva sfondata da balordi la vetrina del bar Verdi di Piazzale Bologna. Insomma, un bollettino di guerra nelle ultime 24 ore per questa zona, che dovrebbe essere il biglietto da visita della città. I residenti sempre più esasperati. E se ci spingono e ci buttano a terra, per noi è finita. Ecco, e quindi sia io che mio marito cerchiamo di uscire nelle giornate più chiare di giorno, perché poi a una certa ora ci ritiriamo e non ci muoviamo più. Gentaglia c'è, e questa gente non ha niente da fare, niente, non lavora. Come fa a vivere? Questo mi domando. Sabato c'era uno disteso per terra davanti alle macchinette delle bibite, ha distrutto la macchinetta per prendere i soldi e le cose che ci sono dentro. È chiaro che lasciamo campo libero per fare tutto quello che vogliono, quindi è necessario affrontare la situazione così come si deve. Naturalmente si devono richiamare le forze dell'ordine che facciano il loro compito molto assiduo, perché la sicurezza è un bene di tutti. Servizio di Daniele Garbin, restiamo a Vicenza perché continuano le aggressioni degli autisti degli autobus. Violenza, maleducazione e inciviltà. Gli autisti sono esasperati e lanciano l'allarme. Davanti alla sede di SVT a Vicenza i sindacati spiegano come sempre più spesso ci siano aggressioni e minacce ai danni del personale da parte di personaggi che salgono sulle corriere e pretendono di non rispettare le regole. Insomma, quello di autista è un mestiere sempre più delicato. È un lavoro molto delicato, da prima dell'alba a dopo il tramonto, con molta insicurezza nel posto di lavoro, nel senso che spesso siamo minacciati, sempre meno controlli da parte dei controllori, perché i controllori sono su a guidare perché non si trovano autisti. Questo lavoro che non è più appetibile, su concentrazione sul lavoro, sugli orari e soprattutto sulle aggressioni a bordo da parte dell'utenza ultimamente aggressiva e soprattutto di pestaggi. Quello della sicurezza è un problema collegato con la carenza di personale. Dal 2017 a oggi, secondo i sindacati, resta solo un centinaio dei 230 assunti da SVT. Per questo chiedono di parificare il salario di tutti i dipendenti, così da rendere più attrattivo il lavoro di autisti e di controllori. Intanto i sindacati nel summit di ieri in prefettura hanno sospeso lo stato di agitazione in attesa delle risposte di SVT, ma è stato fissato un termine entro cui devono arrivare soluzioni da parte dell'azienda, il 28 febbraio. Entro il 28 febbraio non c'è solamente le promesse, ma si deve sottoscrivere un accordo con la direzione SVT dove verrà quantomeno parificato lo stipendio e il salario di tutti i lavoratori SVT. Ora noi abbiamo bisogno di fatti e abbiamo bisogno che questa equiparazione venga eseguita. Ora aspettiamo i fatti da parte della direzione. Ringrazio innanzitutto la Prefettura per aver favorito un clima di dialogo. Auspico che con questo risultato di ieri, questo dialogo, questa apertura garantita anche dalle parti sindacali, si possa da oggi in poi partire con un percorso di ricostruzione di fiducia e affrontare tutte le tematiche una alla volta nei prossimi periodi. Carenza di personale nelle amministrazioni comunali, allora il sindaco di Fregona cosa fa? Per provocazione prende la paletta e si improvvisa vigile urbano. Vorrei usare anche questa, ma non mi è concesso. Per ora. A Fregona di necessità si fa virtù e non potrebbe essere altrimenti da quando nel settembre scorso se n'è andato anche l'unico vigile urbano in servizio, difficile rimpiazzarlo in uno dei comuni più montani della Marca. Ecco quindi che alle pendici del Pizzoc è il sindaco a farne le veci e la paletta è veramente l'unica cosa che a questo punto manca, così come la facoltà di staccare multe, possibilità che diversi sindaci della Marca stanno chiedendo a gran voce proprio in questi giorni. Senza multe non si fa niente. Purtroppo bisogna toccarlo nel denaro se si vuole ottenere qualche cosa. Poi sapere che non c'è il vigile, puoi immaginare, tutti si sentono liberi. Intanto sulla scrivania di Giacomo De Luca si accumulano faldoni e pile di comunicazioni da consegnare casa per casa. I casi di notifica sono dati
tutti quanti, si può dire, per persone che hanno chiesto l'alloggio qui e la residenza e dopo sono spariti. Un mare di burocrazia con il sindaco che ormai quotidianamente fa il messo, ma deve anche vigilare su conferimento dell'immondizia e sull'ormai imminente processione della Madonna. Poche settimane fa ha anche rincorso un ragazzo in stato di alterazione, ma la questione non si limita alla polizia locale. Insensato, dice De Luca, aver dimezzato il numero degli assessori comunali nei municipi più piccoli, un tema che riguarda da vicino i comuni di montagna. Gli assessori prendono 100-200 euro al mese lordi, non è che sia questa la spesa più grande di fronte ai notevoli benefici di qualcuno che non sto qui a dirlo perché che lo sanno tutti. 100-200 euro al mese. È un'analisi molto amara la sua. Amara, e devo dire che io di solito ho uno spirito di iniziativa molto, molto vasto e molto ampio, però sto perdendo la voglia di continuare a fare queste cose qui perché veramente non meritiamo, i sindaci non meritano un trattamento così. Comprensibile il disappunto del sindaco di Fregona. Lo diciamo noi qual è il confronto tra i 100-200 euro degli assessori comunali e i parlamentari e i ministri che chiedono, pur avendo uno stipendio da nababbi, chiedono addirittura che venga aumentato, no? Alcuni ministri per essere paragonati agli altri ministri non parlamentari. Incredibile. Allora andiamo avanti con la cronaca. È accusato di resistenza, danneggiamenti e guida senza patente un cittadino del Burkina Faso fermato dalle Fiamme Gialle nel Bassanese. Lo avevano notato mentre procedeva con andatura irregolare alla guida di un ciclomotore sulle strade di Marostica, creando pericolo per la circolazione stradale. Un cittadino del Burkina Faso è stato fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza di Bassano per controlli. L'uomo, senza documenti di riconoscimento e senza patente, si è mostrato subito poco collaborativo e scontroso. Portato nella caserma delle Fiamme Gialle a Bassano, ha dato in escandescenze, danneggiando con un pugno un tavolo di vetro. Per riportarlo alla calma, i militari hanno dovuto usare dello spray al peperoncino. Nella colluttazione uno dei finanzieri ha riportato diverse contusioni con prognosi di 5 giorni salvo complicazioni. A seguito di alcuni controlli l'uomo è risultato avere a proprio carico diversi precedenti proprio per resistenza pubblica ufficiale e guida senza patente che in effetti non aveva mai conseguito. Nei suoi confronti è così scattata la denuncia anche per danneggiamento e il ciclomotore è stato messo sotto sequestro amministrativo. Servizio di Mirko Cavallin, la mappatura delle strade vicentine in cui potranno essere installati gli autovelox. Arriva l'ok del prefetto Filippo Romano che Luisa Bertini e Simone Squarcina hanno sentito. Siamo in compagnia con il prefetto Filippo Romano, il prefetto di Vicenza, perché si è conclusa la mappatura delle strade della provincia vicentina in cui potranno essere installati o riattivati quelli che ci sono già. Parliamo di autovelox. La mappatura che viene fuori dopo la riunione di ieri della conferenza permanente e che poi forma oggetto del decreto firmato da me come prefetto della provincia trae origine da un lavoro fatto nei mesi scorsi avviato sotto il collega, il prefetto Salvatore Caccamo e condotto dagli organi tecnici, quindi dalla polizia stradale, dalle polizie locali e dagli enti proprietari delle strade. Individua una ventina di strade dove l'incidentalità è stata registrata in passato ed è dovuta proprio a un'eccessiva velocità, fermo restando che l'obiettivo primo degli autovelox non è quello di farne molte, ma è quello di non farle, cioè di convincere le persone ad andare alla velocità giusta. Ecco, tra le strade che spiccano qui in provincia, via Aldo Moro, il costo, così come la possibilità di installarli lungo la bretella dell'Albero. Sì, infatti, anche in questo caso mi dà il destro per precisare qualcosa. In via Aldo Moro, per esempio, sarebbe opportuno inserire anche dei rallentamenti fisici che non possono essere ridossi perché una via principale deve essere percorribile dalle ambulanze o dai mezzi di soccorso, però possono essere per esempio delle modifiche urbanistiche, dei restringimenti di carreggiata, perché l'obiettivo appunto non è quello di andare a fare la multa a chi corre troppo, ma di evitare che in città
ci sia questa tentazione di lanciarsi in corse sfrenate. Per l'Albera è importante il limite di velocità durante il percorso, ma il nodo fondamentale è quell'ingresso che favorisce in un certo senso l'inversione a U che tanti incidenti ha provocato, l'ultimo il 17 gennaio. Ecco, lì non è tanto un fatto di velocità quanto un fatto di limitare, come si farà con degli ostacoli al centro di carreggiata, la possibilità, anzi di evitare la possibilità di inversione. Ecco, da adesso in poi spetterà agli enti competenti, mi riferisco a comuni piuttosto che provincia, della decisione. Comuni, province, ANAS sono nel nostro paese gli enti che gestiscono le strade. Ci sono anche le strade regionali, normalmente sono date in gestione comunque alle province. Io ringrazio il prefetto Filippo Romano per essere stato con noi. Grazie a Luisa Bertini. E intanto sale la tensione tra l'associazione Alt Velox e il prefetto di Belluno. Sentiamo Fabio Fioravanzi. Mattinata inaspettata per l'associazione Alt Velox, di cui oggi è stata perquisita la sede, così come l'abitazione del suo presidente Gian Antonio Sottile, assolutamente esterrefatto per essersi visto entrare in casa agenti di Digos, Scientifica e Polizia Giudiziaria. Questa mattina alle 7 della mattina personale della Questura di Belluno ha proceduto una perquisizione personale locale della mia casa e degli uffici dell'associazione Alt Velox, sequestrando il PC che usiamo ovviamente per le attività associative e i telefoni, ovviamente strumenti elettronici che usiamo per lavoro e che contengono tutti i dati sensibili e riservati di 4 anni di attività associativa. A motivare il provvedimento sarebbe stato un post del 15 gennaio pubblicato nel sito dell'associazione in cui si parlava del prefetto di Belluno Antonello Rocco Berton, all'epoca oggetto di 18 denunce da parte dell'associazione, oggi arrivate ad essere 25. È stata o non è stata commessa una diffamazione? Dirimere la questione sarà ora compito dei legali. Qui stiamo parlando che a seguito di una denuncia querela per una presunta diffamazione, il pubblico ministero ha disposto nel giro di pochi giorni una perquisizione personale con relativo sequestro. Intanto, proprio oggi si è svolta in prefettura una riunione dell'Osservatorio Provinciale della Sicurezza Stradale. Il comandante della Polizia Stradale ha illustrato l'esito degli accertamenti effettuati alla luce delle disposizioni introdotte con decreto del MIT e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2024. Nel mese di aprile è prevista una nuova convocazione dell'osservatorio per un riscontro definitivo dei dati. Andiamo in diretta a Salgareda con Edi Caliman e Alberto Pivetta, perché ci sono ancora segnalazioni di furti in abitazione, addirittura dai salvadanai dei bambini. A te Edi. Proprio così, direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Siamo in Via Verdi, all'incrocio in realtà tra Via Verdi e Via Dante, una zona residenziale di Salgareda. Siamo in compagnia della proprietaria di casa, Mara Milanese, che saluto e ringrazio per essere in nostra compagnia e che ci rilascia questa testimonianza. I ladri hanno colpito in casa sua proprio 2 sere fa, il giorno prima di un importante intervento per lei, tra l'altro. Come sono entrati innanzitutto e che cosa hanno rubato? Allora, sono entrati da questa parte della recinzione, hanno forzato la recinzione e hanno scardinato il balcone della cucina, hanno forato il serramento e hanno forato il serramento, all'interno c'era la chiave, quindi sono riusciti in qualche modo a far girare la chiave e ad entrare. Con un fil di ferro probabilmente? Un filo di ferro probabilmente. Hanno messo sopra tutta l'intera casa, partendo dal piano da basso fino a tutte le camere, hanno tirato fuori qualsiasi cosa, in bagno qualsiasi cosa abbiano trovato, i giochi del bambino, tutto sotto vestiti, tutto sottosopra, e l'unica cosa che alla fine hanno rubato è stata un salvadanaio e si sono scelte alcune monetine. Oro non ne hanno trovato e l'intento appunto era quello, perché hanno tolto, staccato perfino tutti i cassetti scardinato tutti i cassetti degli armadi e anche dei mobili da bagno.
Da basso hanno trovato la cassaforte, ma la cassaforte era completamente aperta e vuota, quindi non hanno trovato nulla. Hanno fatto la porta, facciamo vedere cosa hanno fatto, che adesso avete provato a mettere a posto. Abbiamo provato intanto a metterla a posto per riuscire in qualche modo a non vedere quello che era successo. Loro hanno fatto semplicemente qui, hanno tolto la cornice, da qui sono entrati rompendo il vetro, qui c'era la chiave, l'hanno fatta girare con un filo di ferro e sono entrati. I miei vicini erano entrambi a casa, quindi non hanno sentito nulla, stavano guardando la TV. Erano le 9:05 di sera, 9:15 che sono tornata dall'allenamento. Ho provato ad entrare dalla porta principale di casa e mi sono accorta perché ho visto che il cane aveva fatto i suoi bisogni ovunque, e io in quel momento ho detto appunto: Martino, cosa hai combinato? E lì mi sono vista due ombre, due figure passare davanti. Erano con una tuta nera e un cappellino di nero in testa, non erano coperti il volto, erano due ragazzi giovani, sembianze dell'est comunque, perché è una pelle molto chiara, e non erano, io da quello che ho ricordo non erano armati, ma avevano, uno mi sembrava un piede di porco, l'altro un altro attrezzo. Nel momento che li ho visti ho urlato aiuto e sono arrivati i miei vicini a soccorrermi. Io sono scappata in mezzo alla strada perché appunto pensavo ci fosse una terza persona all'interno. In realtà poi loro sono scappati da questo campo qui, sono saltati dalla vicina per star più veloci, si sono diretti verso questo campo qui e c'era una macchina là dietro sul campo che li aspettava. Sapete che macchina, avete idea? Abbiamo intravisto un Audi, sembrava un Audi A4 molto vecchia, dal grigio scuro al nero tendenzialmente. Non siamo riusciti a prendere la targa. Non c'era il bambino in casa, ovviamente? No, il bambino era in macchina, il bambino l'ho chiuso in macchina. Perché stava entrando con te? Esatto, stava facendo capricci, quindi nel momento che io sono entrata, lui era chiuso in macchina qua nel parcheggio, e quando io ho visto la scena, urlando, sono uscita e ho chiuso il bambino dentro la macchina. E da lì non siete più riusciti a dormire a casa? Non siamo più riusciti a dormire a casa. Io ho chiamato subito le forze dell'ordine, ho chiamato più volte il 112, i soccorsi sono arrivati dopo 40 minuti. Grazie Mara, noi siamo in compagnia, una breve battuta anche con la vice sindaca Carmela Polinedro che ci ha raggiunto, perché insomma è forte l'appello dopo anche i raid di questa estate, era a metà luglio in cui i ladri hanno colpito moltissimo la zona di Salgareda, insomma incrementare anche non solo i sistemi di videosorveglianza nelle case, ma anche fare rete tra le persone. Come vice sindaca Salgareda sta cercando di aiutarsi in questo modo? Allora, già abbiamo il controllo del vicinato a Salgareda che funziona molto bene, con più di 200 membri, tutti i cittadini di Salgareda. Cosa facciamo? Facciamo rete, nel senso, quando succede qualcosa noi segnaliamo in questo gruppo e avvisiamo i vicini che praticamente stanno un po' allerta. Abbiamo una videosorveglianza in tutto il paese, funziona, abbiamo tanti punti luci già, che Salgareda ha una illuminazione ad hoc, si dice, sì, molto, sì. Ci dispiace che succedano queste cose qua. Ma l'invito ai cittadini, vice sindaca, qual è? Quello di denunciare, mi ci diceva prima di tutto sempre denunciare, non fare mai niente di propria iniziativa, perché non si sa mai la reazione che hanno queste persone. Denunciare e informare magari anche noi del comune, i vigili di Salgareda e un po' tutti. Esatto, anche per avere poi una mappatura di tutti i fenomeni che stanno accadendo e che anche noi, di cui noi stiamo dando anche testimonianza. Direttore, ti lascerei con le immagini di Martino, il cagnolino che tanto ha fatto prendere paura poi ai proprietari, perché pensavano che i ladri avessero potuto far del male anche a lui. Fortunatamente, come vedi, sta bene. Direttore, con queste immagini da Salgareda per ora è tutto. A te la linea. Grazie molte Eddie Kaliman e Alberto Pivetta per la parte tecnica. Adesso andiamo in diretta a Tezze sul Brenta, perché è morto a 102 anni Enrico Vanzini, uno degli ultimi testimoni dell'orrore nazista, uno dei pochi sopravvissuti al campo di concentramento di Dachau, che era ancora in vita. Monica, a te la linea.
Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. C'è grande commozione a Tezze sul Brenta, ma non solo, per la scomparsa di Enrico Vanzini, che si è spento ieri sera a 102 anni, ultimo Sonderkommando italiano, sopravvissuto, come dicevi, al campo di concentramento di Dachau. Una testimonianza preziosa la sua. Fino al 2005, dunque per 60 anni, aveva tenuto nascosto, aveva mantenuto nel suo cuore quello che aveva visto e vissuto nel campo di concentramento. Nel 2005 ha iniziato a raccontare e non si è mai fermato, perché ha portato la sua testimonianza in tantissimi incontri pubblici, nelle biblioteche, nelle scuole. È tornato a Dachau nel 2016 proprio con la comunità di Tezze sul Brenta. Con noi c'è il sindaco Luigi Pellanda e il presidente dei Fanti di Tezze, Franco Cerantola, grandissimo amico di Enrico Vanzini. Parto proprio da lei, Cerantola. Allora, ieri sera è arrivata la brutta notizia. Purtroppo ieri sera mi ha telefonato la sua nipote, ha detto è venuto a mancare il nonno. Sono rimasto molto male. Purtroppo è morto per l'età, aveva più di 102 anni. Li ha fatti il 18 di novembre, ha fatto 102 anni. Abbiamo festeggiato lì in casa del riposo. Fino all'altro ieri era lucidissimo. Perché quando l'ha sentito lei l'ultima volta? L'ultima volta lui mi ha telefonato, addirittura lui, perché l'avevo chiamato io e poi lui non aveva risposto. E mi ha fatto gli auguri di Capodanno. Poi l'ho sentito un'altra volta verso metà gennaio, e anche là, perché mi aveva promesso che mi faceva un disegno, perché ultimamente era impegnato a fare disegni, colorare dei disegni che la nipote le aveva portato. Lui li colorava con una delicatezza che era ad ammirare. Una delicatezza che ha sempre usato anche durante i suoi incontri per raccontare in realtà un grande orrore, quello del campo di concentramento. Qual è il ricordo che ha del racconto di Vanzini? Ne ho tantissimi ricordi, perché in 20 anni lui ha girato, penso, tutta l'Alta Italia e anche oltre. Mi ricordo sempre, mi è rimasto impresso una volta, siamo andati in un paesino vicino Brescia, c'erano 200 studenti in una grande palestra e lui là in cima, che per 2 ore ha parlato, si sentivano le mosche volare, i ragazzi che piangevano. Era proprio una persona che sapeva anche coinvolgere con il suo parlare, sempre gentile, sempre senza odio, sempre con tanto amore. Era una persona indimenticabile. E allora vediamo insieme il servizio che abbiamo preparato proprio per ricordare Enrico Vanzini e poi sentiamo il sindaco. 7-8 ore continuo a buttare su morti e buttarli dentro, e con l'odore che c'era e con il fuoco che faceva, era quasi, diciamo, non dico, ma sarà stato a quasi 200 gradi. No, e quindi avevo sempre la testa, il mal di testa. Pensavo che mi scoppiasse la testa e si doveva fare, e guai se non si faceva, perché era là la guardia che ci guardava e ogni tanto, se non si faceva quel che diceva, ci sparava. Mancherà a tutti Enrico Vanzini, l'ultimo italiano appartenente al Sonderkommando, testimone dell'orrore della Shoah. Per anni, instancabilmente, ha portato la sua testimonianza nelle biblioteche, nelle scuole, nei tanti incontri pubblici durante i quali ha avuto la forza di raccontare gli orrori vissuti nel campo di concentramento di Dachau. Mi sentivo un po' a disagio di queste cose, no? E dicevo sempre, ma signore, ma io un domani, no, come faccio a perdere tutte queste immagini che ho, che mi fanno vedere tutte queste, diciamo, soprusi che fanno contro di me. Ho detto, speriamo che passi presto e che dimentico subito tutto. E invece, dopo sposato, sentivo ancora tutte queste, diciamo, queste cose mi venivano tutte ancora alla testa, perché è stato troppo un sacrificio di umano, diciamo. Enrico Vanzini era il prigioniero numero 123.343, assegnato alla baracca 8 nella sezione dei detenuti lavoratori. Fu costretto a lavorare nelle camere a gas e nei forni crematori.
Sopravvisse alla fame, al trattamento disumano, alle epidemie, alla sete e al gelo dell'inverno, ma sopravvisse soprattutto alla visione mostruosa delle persone gettate nei forni. Il 29 aprile del 1945 il campo di Dachau fu liberato. Quando tornò a casa pesava appena 29 kg, neppure sua madre lo riconobbe. Ha detto: voglio vedere che peso hai. No, e mi ha detto: mamma mia, neanche 30 kg. E infatti mia mamma, no, lei era là e gli ho detto: mamma, vieni, no, vieni che sono arrivato, vedi che il Signore mi ha dato la gioia di potervi vedere ancora. E lei mi ha detto: ma chi sei? Ma io non ti conosco mica. Tenne l'orrore del campo di concentramento nascosto nel suo cuore fino al 2005. Dopo 60 anni di silenzio, decise di raccontare ciò che aveva visto e vissuto. Molti comuni in questi anni gli hanno conferito la cittadinanza onoraria. Nel 2013 fu insignito dal Presidente della Repubblica della medaglia d'onore dedicata ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti. Enrico Vanzini si è spento a 102 anni. La morte si è portata via il suo corpo, ma la sua testimonianza rimarrà viva per sempre. La sua memoria è diventata patrimonio indelebile di tutti noi. Questo dunque il ritratto di Enrico Vanzini. Tra i comuni che hanno conferito la cittadinanza onoraria c'è anche Tezze sul Brenta. Sì, certo, nel 2016 il Consiglio Comunale all'unanimità ha deliberato di conferire la cittadinanza onoraria a questo concittadino che di fatto, pur non residente a Tezze sul Brenta, ma era sempre qua nel nostro territorio, frequentava i nostri bar, le nostre trattorie e soprattutto frequentava le nostre biblioteche, ed è stato proprio in occasione di queste sue frequentazioni con i nostri bibliotecari che è nata l'idea di organizzare un viaggio a Dachau che si è tenuto proprio nel 2016. Sono andati a Dachau 204 persone, 120 dei nostri ragazzi. Lui li ha accompagnati e ha in quell'occasione raccontato la sua vita, la sua storia in quei tristi luoghi. Franco Cerantola, chiudiamo il collegamento con un ricordo proprio di quella visita a Dachau, l'unica volta che Enrico Vanzini è tornato in quei luoghi terribili. Sì, accompagnato, accerchiato da più di 200 persone, molti ragazzi. Quando siamo arrivati ai forni crematori l'ho visto piangere veramente. Mi ha raccontato come li metteva dentro nei forni, forse per far presto anche qualcuno uno sopra l'altro. Abbiamo fatto una foto assieme davanti mettendo il fazzoletto dei fanti. Ha voluto lui mettere il fazzoletto dei fanti proprio nel carrello che spingeva dentro i morti. E poi quando è arrivato nella sua baracca, la baracca numero 8, che non c'è più, ma c'era soltanto un cartello che indicava il posto dove c'era la baracca numero 8, ha raccontato quello che ha vissuto là dentro e la sua terribile esperienza. La memoria di Enrico Vanzini proseguirà grazie all'attività dei fanti, dei comuni che tanto si sono impegnati in questi anni per dare la possibilità a Enrico Vanzini di raccontare quello che aveva vissuto. Il funerale è già stato fissato, sarà lunedì pomeriggio alle 15 nella chiesa di Santa Croce Bigolina. Da Tezze è tutto, la linea torna allo studio, direttore. Grazie molto a Monica Smiderle e a Renzo Rigon per la parte tecnica. Diamo una notizia che riguarda Alberto Trentini. A quanto apprende l'ANSA da fonti qualificate su un canale che tiene aperto un dialogo con le autorità venezuelane, è giunta una prova certa sulle buone condizioni di salute del giovane cooperante veneziano da oltre 2 mesi detenuto nel paese sudamericano. Trentini era arrivato in Venezuela il 17 ottobre scorso per una missione con le ONG Humanity e Inclusion. Il 15 novembre, mentre viaggiava da Caracas a Guasdalito, è stato fermato ad un posto di blocco ed arrestato. I familiari del giovane da tempo sono mobilitati con appelli ad altre iniziative per chiedere il ritorno a casa di Alberto. Sabato sera al Lido di Venezia è prevista una fiaccolata per chiederne la liberazione. Andiamo in pubblicità brevemente con Mattia Pizzaia, Italo Morao, i nostri registi, poi sarà qui in studio il dottor Mirko Castellet. Parleremo dei Maranza, della violenza giovanile, della necessità
di un'educazione più stretta all'interno delle famiglie. A tra poco, state con noi. Allora, intanto grazie, buongiorno e bentornato al dottor Mirko Casteller, psicologo, psicoterapeuta, grazie molte. Dottore, avremo bisogno di lei tutti i giorni perché non facciamo altro che dare e commentare notizie che riguardano la violenza giovanile. Partiamo da un fatto che è quello di ingressi selezionati in un bar in cui c'è stata una rissa. Il titolare esasperato ha detto: adesso mettiamo un cartello, chi ha il cappellino e la tuta da Maranza non può entrare. Vediamo il servizio anche con l'opinione dei cittadini. Non è che la gente è vestita così, proprio si comporti sempre a quel modo, però diciamo che oggi si ha più paura, probabilmente si ha timore che possano fare qualcosa che non va e se ne sentono tante in giro purtroppo. Bisogna mettersi nei panni dei proprietari perché a un certo punto, se sono educati, possono anche essere vestiti in tutte le maniere, dipende sempre dall'educazione del ragazzino secondo me. Non ritengo che questo sia un modo per definire un ragazzo, assolutamente. La moda è moda certe volte e certe volte no. Perfettamente d'accordo con il cartello affisso davanti a questi locali. Che è bene avere un po' di rigore con i giovani che sono maleducati, sporcano, sputano per terra. Quando ero piccolo prendevo tante sberle sul di dietro dal mio papà e mi ha raddrizzato perché anch'io ero vivace quando ero giovane. Secondo me i giovani hanno bisogno di questo oggi, di avere delle regole precise da rispettare perché tutto possa funzionare bene. Io amo la libertà, per cui non mi esprimo, diciamo, no? Purché non facciano del male, ognuno viaggia come si sente di viaggiare. Cioè, il vestito non fa, diciamo, il monaco, cioè, ogni persona ha il suo carattere e caratterialità, ma però può essere un buono o un cattivo come vestito, il vestito non c'entra niente per me. Qui precauzione tipo? Sì. Ci sta. Sì, sì, in Maranza solitamente sono visti un po' negativamente, però non è ovvio poi che abbiano un comportamento negativo da come si vestono. È anche forse una forma di ordine. Presentarsi trasandati può far dare una brutta impressione, insomma. Cioè che tante volte è azzeccata. Quando si generalizza è sempre sbagliato, perché che uno abbia la tuta, che sia un Maranza oppure tutto dipende sempre dalle persone. Deve essere un po' libero, insomma. Mi sembra di tornare indietro come era una volta, che se le ragazze portavano la minigonna era un discorso, capito? Mi sembra un po'. Certo che da quello che leggo i giornali siamo in una situazione un po' difficoltosa e critica. Allora, questi erano i commenti, dottor Castelleri. In effetti ci sono dei branchi di giovani che hanno una specie di uniforme, vengono anche per distinguersi tra un gruppo e l'altro, ma fondamentalmente sulla violenza giovanile lei insiste sempre sull'educazione. Non ci sono dubbi, dovremmo evitare di riaprire il periodo della caccia alle streghe medievale, dove in qualche modo il diverso era etichettabile. Qui abbiamo dei giovani che per appartenere a dei gruppi, di più che appartenere alle proprie famiglie, si vestono con delle uniformi. È sempre più diffuso questo fenomeno. Qui emerge chiaramente il tema dell'educazione, ancora una volta, direttore. Chi deve educare? Basta formare, cioè la formazione è importante ma non è più fondamentale. In passato dicevamo che le competenze erano fondamentali per entrare nella società. Oggi il tema vero è educare, cioè creare uomini e donne che abbiano dei valori e dei principi. Questa è una sfida importante per tutti, dalla famiglia, dalle scuole, dai professori, dalle istituzioni, dai sacerdoti stessi,
che si trovano davanti a sfide inimmaginabili. L'approccio, a mio avviso, istituzionale di segretariato, di funzionari, che noi vediamo spesso nell'ambito scolastico, nell'ambito anche clericale, mi permetto di dirlo, ci vuole cuore, l'ha detto bene il Papa Francesco, abbiamo bisogno di cuore, abbiamo bisogno di persone che risentano la propria professione, il proprio lavoro, non solo esclusivamente per fattori prettamente sociali e economici. Bisogna tornare a educare. Il meccanismo di difesa che questo gestore ha messo in piedi è una difesa naturale. In una situazione in cui non riesco più a controllare nulla in questa società, cerco di tutelarmi in qualche modo facendo entrare solo le persone che io ritengo, in base a principi e canoni, seri. Dovremmo capire che cos'è la serietà e che cos'è il comportamento. Si diceva il monaco, il vestito non fa il monaco. Questo è vero, però in qualche modo il presentarsi nel rispetto delle regole diventa una forma di relazione con l'altro. Noi siamo passati da una famiglia che era la famiglia delle regole, in passato, anni fa, alla famiglia delle relazioni. Cioè questi giovani sono giovani delle relazioni, non sono giovani delle regole. Se noi continuiamo a parlare con loro con la logica del rispetto delle regole, della repressione e non con la logica di appartenenza e di relazione, rischiamo di parlare un linguaggio che loro non sono in grado di comprendere. Lei l'ha fatto molto ben vedere nelle immagini. Non so se ha visto, i giovani non si sono fatti inquadrare. Cioè questo è già un segnale molto chiaro di come si relazionano. Gli adulti, gli anziani che abbiamo visto si sono non solo fatti inquadrare, hanno espresso anche opinioni divergenti, diverse, mentre i giovani, pur esprimendo opinioni diverse, non si fanno inquadrare. Cioè quasi a dire: affermo ma non voglio assumermi totalmente la responsabilità. Quindi non stanno nelle regole, stanno nelle relazioni. Ecco, molte famiglie, davvero in base anche a quelle sollecitazioni delle persone come lei, ferrate in materia, cercano di seguire l'esempio, però si trovano spesso di fronte a uno scoglio, a un ostacolo che sembra insormontabile, che è quello dei social, no? Che presenta sempre modelli molto negativi, molto spesso modelli negativi, e che sono ormai utilizzati persino da bambini, no? E come lei raccontava una volta, togliere un cellulare anche a un minore significa vederlo andare quasi in crisi di astinenza. Spesso soffrono proprio dei sintomi dell'astinenza, tipici dell'uso degli stupefacenti. Basta fare una prova a casa, basta togliere per una settimana qualsiasi connessione ai social e aumenta l'aggressività anche dei nostri figli, delle persone con cui noi ci rapportiamo ogni giorno. Però ci sono delle azioni concrete nel territorio. Io ad esempio ho fatto un intervento recentemente su una scuola nella zona a Sinistra Piave San Polese, dove hanno messo in piedi un polo educativo. E sa che cosa fanno lì? Ai ragazzi, ai bambini iniziano a tornare a mettere le mani nella terra, a coltivare i pomodori. Cioè è una sensazione stranissima, e ho avuto un confronto con più di 60-70 genitori nella sala, un confronto diretto, dove è chiaro che emerge la voglia di educazione, cioè dovete aiutare a formare i miei figli con la logica di avere valori e principi. Il 4 in matematica è un linguaggio istituzionale, ma non è un linguaggio della società. Il linguaggio della società è ben diverso. Il linguaggio della società è che tu devi rispettare delle regole, devi avere un minimo di valori, devi evitare di comportarti deviando o aggredendo l'altro. Questi sono gli elementi su cui dobbiamo tornare a formare i nostri giovani, e come con un bagno in realtà. E io noto sempre di più i docenti nei processi innovativi, nelle scuole, dalle scuole elementari, tornare a portare i ragazzi a sconnettersi dai social e a tornare a mettere le mani nella realtà, anche nella terra, con l'odore, la concretezza, che sono tutti stimoli esterni che permettono a queste menti che fanno uso dello stupefacente sociale, usiamo questo termine, di ritornare a un bagno di realtà. Dobbiamo tenerli legati alla realtà. Questo è il messaggio forte che va dato un po' a tutte le famiglie. Ecco, dottore, quali altre vie si possono percorrere, a parte la famiglia, la scuola, l'educazione, i buoni esempi? Una volta c'erano anche i nonni, no? Che venivano rispettati, ascoltati, adesso devo dire molto meno. Lo sport può avere, un ragazzo che fa sport per esempio, può sfuggire poi
Sul tema dello sport, lo sport ti costringe necessariamente a relazionarti spesso con le performance da un lato e dall'altro lato con la squadra, cioè con un gruppo. Sto organizzando in termini operativi proprio con una squadra, avrò occasione spero di riproporla questo aspetto, con una squadra rugbistica in provincia, io sono fatto per anni, ho giocato in Serie A, e di rugby, dove avremo il contatto con questa generazione della realtà, e quindi si useranno quei messaggi di valori alla realtà giocati nel campo, nella realtà. Lo sport è un grande strumento di appartenenza. Ci sono poi anche tanti segnali positivi provenienti da giovani, da bambini, insomma, che, se lei mi permette, come ho avuto esempi recentissimi, e colgo anche l'occasione della trasmissione per salutare 2 bambini eccezionali. Spero di non commuovermi nel raccontarlo. Uno è Francesco, che saluto, e Aurora, 2 bambini che hanno affrontato nella loro vita il trauma della malattia, ma anche il trauma fisico, e sono stati degli esempi di forza per le loro famiglie. Cioè quegli esempi positivi, quel riuscire, nonostante il dolore del trauma, nonostante il dolore della malattia, di essere esempi di valori reali, che hanno aiutato un po' tutte le loro famiglie a superare situazioni difficili. Ed è interessante come da dei bambini, che in fin dei conti non hanno filtri i bambini, fortunatamente rispetto a noi, riescono a dare dei messaggi unici. Quindi un complimento, veramente un saluto a Francesco e alla piccola Aurora, che è riuscita a dare una svolta, entrambi alle loro famiglie. Sono esempi unici che servono a noi come adulti. Tante volte noi siamo presi dalle banalità della quotidianità, è il lavoro, è il telefonino, è gli impegni economici, gli impegni istituzionali. Immaginate bambini davanti al trauma e alla malattia che riescono a tenere unite le loro famiglie, è una sensazione unica veramente. Dottore, molto spesso i ragazzi che appunto perdono un po' la bussola, frequentano cattive compagnie e commettono a volte anche reati, gli si dice: adesso tu fai dei lavori socialmente utili. Per esempio, andare in un ospedale psichiatrico, oncologico, dove ci sono bambini spesso anche terminali, può servire da lezione a un ragazzo che probabilmente non si rende conto della fortuna che si ha nel godere di una buona salute. Può essere, diciamo, uno stimolo poi a rientrare un po' nei ranghi? La mia esperienza nel rapporto diretto con il gruppo dei volontari del servizio civile della provincia di Treviso mi ha fatto comprendere come quei ragazzi che svolgono servizio civile siano più umani, abbiano un contatto maggiore con le problematiche, con la realtà. E frequentare ambienti limite in termini sanitari, pensiamo ecoematologia pediatrica, ad esempio, che sono dei luoghi di confine, ti permette di far emergere i veri valori della vita. E io penso che un'esperienza di volontariato in quegli ambienti permetta di farli maturano molto velocemente, e soprattutto non si possono sottrarre da un misurare le loro capacità e le loro competenze, perché ahimè non è con una divisa che si dimostra l'appartenenza a una società, ma è con una divisa di valori che si dimostra l'appartenenza a una società e soprattutto a un gruppo. E io penso sì che la strada dell'esperienza e del volontariato, qualsiasi essa sia, ma soprattutto nelle patologie, penso alle patologie oncologiche ad esempio, nei bambini ma anche negli adulti, tiene queste generazioni in realtà. Il problema è se loro sono disposti a misurare i propri limiti, perché purtroppo frequentando i social si ha la sensazione di essere eterni e performanti. Ecco, io dico sempre alle famiglie, anche le famiglie che vengono e portano i loro ragazzi in terapia da me, non abbiate paura di avere figli imperfetti. Temete sempre i figli perfetti, perché l'uomo è asimmetrico.
Nella simmetria siamo simili all'intelligenza artificiale, è nella simmetria, nell'imperfezione che l'uomo cresce nella relazione con l'altro. Quindi se non fai 100 metri in 7 secondi netti o non prende 10 in tutte le materie, avrà dei fallimenti, ma se gestiti diventa un essere umano, adulto con i valori. Quindi è meglio che falliscano finché stanno in famiglia con voi, piuttosto che abbiano l'illusione di essere perfetti e poi falliscano nella società. È verissimo, spesso siamo in una fase in cui c'è proprio un buonismo e un modo di proteggere i figli che veramente può creare danni, perché se uno non prova delle sconfitte, non cade, non si rialza, poi alla fine non ha la struttura per sopportare dei traumi più gravi. No? Se mi permetta, direttore, se ci pensa bene, l'essere umano ha sempre creato ad ogni angolo, in presenza di ignoto, idoli. Quando uno va verso le colonne d'Ercole nella vita, si crea l'idolo per poter superare. Ma i nostri figli non possono essere gli idoli della nostra vita. Perché se diventano gli idoli della nostra vita c'è un edonismo, si pone loro al centro, non le istituzioni, non i valori, non la scuola, non l'educazione, e a quel punto loro crescono da idoli. E lei provi a dire a un idolo che è imperfetto. È impossibile, è sopra l'essere umano, non può dire che è imperfetto. E questo è il vero limite. Dobbiamo farli fallire in un perimetro in cui possiamo aiutarli e soprattutto farli comprendere che sono esseri umani, in quanto limitati, non illimitati, non perfetti. È che spesso la perfezione, l'edonismo, l'idolo serve a noi genitori, per dire agli altri genitori che mio figlio è meglio del tuo. Non è questo l'elemento importante, perché poi altrimenti vediamo quello che vediamo nella società contemporanea. Dottore, grazie molte, davvero. Grazie a voi, veramente, direttore. Buon lavoro, grazie. A presto. State con noi adesso un minuto di pubblicità e poi l'esclusiva di Media Nord-Est, che è stata ieri con Tiziana Bolognani lungo tutto il percorso della nuova pista da bob a Cortina. Tra pochissimo, grazie. Un anno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, siamo pronti, vogliamo rendere orgogliosi gli italiani, saranno i giochi di tutti. Oggi il presidente del CIO BAC all'evento One Year to Go al Teatro Streller di Milano, alla presenza di Matteo Salvini, del sindaco Sara, dell'assessore, del presidente della regione Fontana, e c'è anche il presidente Zaia. E noi ieri con Tiziana Bolognani siamo andati in esclusiva a fare il tour della nuova pista da bob con il commissario governativo e amministratore delegato della Simico, Fabio Massimo Salvini. Vediamo, Saldini. La pista è lunga 1,8 km di costruzione, l'evento sportivo viene cronometrato in 1,470 km e quindi tutta la gara tra partenza, cronometro e arrivo è 1,650 km. 55-60 secondi di gara, un lampo per chi osserverà i missili umani lanciati sul budello realizzato a tempo di record sul vecchio tracciato dell'Eugenio Monti, che in esclusiva abbiamo percorso metro dopo metro accompagnati da un cicerone d'eccezione, Fabio Saldini, commissario di governo e amministratore delegato di Simico. Saldini, adesso dove stiamo andando? Stiamo andando a vedere l'edificio che sarà della partenza e da dove partirà anche la preomologazione del prossimo 24 marzo. Poi vedremo una parte del guscio, ormai è ultimato, le prime curve sono ultimate, avrà modo di verificare sia il guscio, la qualità del guscio e anche la qualità della falegnameria. E allora andiamo. L'avventura inizia perciò dal punto esatto in cui gli atleti si spingeranno prima di salire sui loro mezzi dotati di pattini sterzanti. La qualità, l'elevata tecnologia si osservano a occhio nudo. I lavori procedono in linea con il cronoprogramma contro le Cassandre. Non ci sarà l'opzione B di Lake Placid semplicemente perché non servirà. Anche il CIO ha fatto marcia indietro dopo aver constatato che quella di Cortina sarà la pista al mondo più moderna e più veloce, la prima e unica progettata anche per gli atleti disabili.
probabili. Alla fine di febbraio inizierà la ghiacciatura dei 33 settori, collaudo per parti per arrivare alla preomologazione il 24 marzo. La pista sarà consegnata il 15 di marzo. Ci saranno 10 giorni di test event, qualche giorno di allenamento di chi è presente e poi nella parte rimanente del periodo, quindi fino ad ottobre, faremo tutte le opere complementari, anche quelle ambientali. 210 sono i lavoratori in cantiere, il via vai di mezzi ininterrotto, le 16 curve praticamente tutte addirittura di arrivo. Camminiamo spostandoci fra la pista vera e propria, i telai pronti ad essere armati con il calcestruzzo resistente al congelamento e allo scongelamento. Tubi enormi dove scorre la glicole, anima dell'impianto refrigerante della pista, e poi la mega centrale, il cuore di tutta la pista da bob, dove si genera il freddo con il blocco dei compressori, le pompe di distribuzione. Commissario, domani 1 year to go, manca un anno, però è una coincidenza perché è quasi un anno dal suo incarico alla società Simico e in un anno di interventi ne sono stati fatti tantissimi. La pista da bob ha preso forma, sostanza e concretezza. La pista è una pista spettacolare, un cantiere difficilissimo, devo dirle, che neanche io mi aspettavo così difficile, con un gruppo di donne, uomini, prevalentemente donne nella mia società, applicando il Digital Twin e il Building Information Modeling, che siamo riusciti a rivisitare il progetto, ad adeguarlo. Le imprese sono state spettacolari, gli artigiani spettacolari, come ha visto poi dallo sguardo delle persone che lavorano qui dentro, che capisce la determinazione per arrivare fino in fondo. Emozionante vedere la pista, vedere l'ambientazione di questa opera che difficilmente può essere anche trasmessa banalmente dalle immagini di una telecamera. Insomma, vederla con i propri occhi restituisce un altro significato di passione, è molto sfidante. Sono felice di quello che sta dicendo perché è esattamente quello che mi piace che le persone notino. Durante quest'anno, Saldini, lei ha avuto problemi di sonno, cioè c'è stato un momento nel quale lei ha detto probabilmente possiamo anche non farcela. Problemi di sonno da quando ho iniziato, non farcela no, stiamo organizzando il lavoro per rispettare i tempi, i costi e la qualità, e i tempi per noi sono una priorità. In cantiere lavorano davvero grandissimi professionisti ai massimi livelli anche dello sport, si lavora al millimetro. Ha colpito anche me questo fatto, quando ho visto Armin Zögler con la sua storia, Bleichner come ha visto prima con la sua storia, sdraiarsi per terra e controllare che il millimetro sia rispettato, mi ha dato il segno dell'importanza di ciò che stiamo facendo, ma anche della perfezione che è necessaria per riuscire a soddisfare le esigenze degli atleti. E poi ci sono anche le altre opere, terminata la pista da bob faraonica, abbiamo detto, non ci stanchiamo di ripetere, l'opera faraonica, si guarda anche alle altre infrastrutture che sono propedeutiche alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Noi abbiamo in pancia 3,4 miliardi di euro, 94 opere, 50 infrastrutturali, 44 sportive, di cui 30 indifferibili per le Olimpiadi, 6 sono state ultimate, 8 sono in gara, 40 sono in progettazione, 40 sono in esecuzione. Lei è un manager di lungo corso, quando le è stato affidato questo incarico si immaginava di dover affrontare questo impegno in questo modo, questo impegno con questo modo? Si affronta ciò che la vita ti offre. È felice? Farebbe qualcosa di diverso? Sono molto felice per il governo che ci ha sostenuto, per il Ministro delle Infrastrutture che quotidianamente si misura con noi, per tutto l'altro governo, da Bodile, Locatelli, il Ministro Santanchè, tutti coloro che stanno contribuendo a realizzare quest'opera. Sono felice poi soprattutto per i miei ragazzi che hanno avuto l'opportunità di mettere a terra anni di esperienza per l'appunto nell'innovazione della progettazione, e sono felicissimo per gli operai. Ciascuno di loro avrà il proprio nome impresso nella pista e sono felice, come le dicevo prima, perché è proprio bello vedere negli occhi degli altri la felicità. Ha fatto pace con gli ambientalisti, con chi si è lamentato
e anche durante del presunto scempio che, devo essere onesta, difficilmente si percepisce percorrendo tutto il tracciato. Non ho mai litigato, a dirle la verità. Questo è un progetto che richiedeva un certo numero di tagli di piante, ne abbiamo tagliato il 40% in meno, 850 circa le piante ad alto fusto tagliate, circa il 10%, meno del 10% mi dicono secolari, ne ripiantumeremo 10.300 circa tra medio fusto ed alto fusto, però la ripiantumazione non è proporzionata al taglio, mi rendo conto. Sono state tagliate le piante che era necessario tagliare per realizzare la pista e per la sicurezza dei lavoratori, soprattutto per la sicurezza dei lavoratori. Viene ripiantumato ciò che è necessario per realizzare un progetto territoriale di alto livello. Vi ricordo che questa è la prima pista al mondo urbana, quindi noi uniamo l'attività sportiva, lo sliding center, con la necessità di servire tutto il vicinato, tutto il quartiere, con nuove strade, nuovi viadotti, nuovi ponti. Questa è una delle tante opere di cui si è parlato anche in termini negativi, pensando ai costi futuri, e pur tuttavia chi qui lavora, chi qui sta lavorando, ha le idee ben chiare su che cosa può diventare questa pista e su come potrà mantenersi in futuro. Sì, il PEF non è a carico nostro, però devo dirle che questa sarà l'unica pista in Italia, dicono gli esperti la più bella al mondo, sarà l'unica pista disponibile in questa parte dell'Europa per gli allenamenti, tutte le nazionali, anche nel periodo invernale, e si sta lavorando affinché abbia anche il giusto equilibrio. E supervisori tecnici dello Sliding Center, gli azzurri, gli olimpionici azzurri, Walter Pleichner e Armin Zögler. A gennaio dell'anno scorso perfino i tecnici a malincuore davano per persa la partita pista da bob. Alla vigilia dell'apertura delle buste della gara di Simico, Karl Damian, coordinatore dell'area tecnica slittino della Fisi, non ci credeva più. Oggi, a poco più di un anno di distanza e alla vigilia del One Year to Go, il suo entusiasmo è alle stelle. Sarà la pista più bella intorno al mondo, vedrà fino alla fine. Grandi complimenti quindi a chi ha avuto l'idea. Hanno fatto un lavoro da non credere, cioè noi aspettiamo già che possiamo fare le prime discese. Damian lo dice senza peli sulla lingua, a un certo punto sembrava ci fosse anche un boicottaggio verso l'Italia in riferimento al malcelato pessimismo manifestato dalle federazioni internazionali. Però l'Italia con questa pista può far vedere a tutto il mondo cosa con impegno e con la giusta mentalità si può realizzare anche in breve tempo. Damian nel cantiere dello Sliding Center a Ronco è il vice del pluricampione olimpionico Armin Zögler, il cannibale dello slittino. Io ho corso qua sulla vecchia pista finché l'hanno chiusa, ormai non sono più in mezzo dello sport, però mi interessa sempre ancora un po'. Che cosa pensa? Ma la pista è bellissima, secondo me. Non è una pista come le solite, sarà anche tecnicamente abbastanza intelligente. La cosa buona per l'Italia è che adesso finalmente c'è questa pista che si può anche fare crescere le squadre giovanili, se no purtroppo si doveva sempre andare all'estero. Con Zögler a Cortina a misurare millimetricamente le curve c'è anche Walter Pleichner, oro nel doppio di slittino alle Olimpiadi di Sapporo nel 1972. Pleichner ne è sicuro, tutti vorranno venire a provare la pista anche dopo le Olimpiadi e se qualcuno vorrà vederci lungo anche e non solo per gli atleti. Fare anche discese con i turisti, non so se sapete quei Vucco, è una gomma a piuma che all'interno possono stare 5-6 persone e si fa scendere, non è veloce però per i turisti è un'ottima cosa. Speriamo che qualcuno le rubi l'idea qui a Cortina. Se no vengo anch'io a aiutare. Quanto è importante avvalersi di competenza, di professionalità, di chi insomma anche su queste piste ha lavorato come sportivo?
Per noi è stato fondamentale sia il suo contributo sia quello di Armin Zögler, ma poi anche tutti i ragazzi e le ragazze che stanno lavorando con noi utilizzando il Bidding Information Modeling all'estremo, quindi con le massime potenzialità hanno dimostrato che alzando il livello con la qualità si riesce a fare un'opera anche così difficile, complessa, discussa, rispettando i tempi, i costi e la qualità. Grazie a Tiziana Bolognani per questo reportage, grazie anche a Stefano Bozzi, il nostro operatore della redazione di Belluno. Stasera a Focus gli ospiti Marzio Favero, Jonathan Montanariello, Ivan Palasgo, Emanuele Munari, Paolo Bonafè e Maria Antonietta Auditore. Grazie a tutti, grazie ai nostri registi Mattia Pizzai e Italo Morao. Ci vediamo stasera alle 21:15. Buona giornata.